una delle delibere più importanti che ogni anno viene promulgata dalla Regione, con le quali andiamo ad assegnare le risorse necessarie alle nostre aziende sanitarie e alle nostre aziende ospedaliere e all'Istituto Oncologico Veneto. Anche quest'anno abbiamo provveduto a inserire degli elementi di novità e credo di poter annunciare che ciò che è stato fatto quest'anno va in un senso finalmente di riduzione della forbice esistente fra le aziende che percepiscono in termini di quota pro capite di più e quelle che percepiscono di meno. Quindi abbiamo iniziato un'opera di riequilibrio del sistema che andrà sicuramente a beneficio di moltissimi cittadini. Inoltre abbiamo destinato delle risorse molto importanti ad alcuni progetti significativi, in particolare a un progetto sulle cure primarie del Veneto, sul quale abbiamo investito diverse decine di milioni di euro, e un progetto particolare anche sulla presa in carico dei cittadini diabetici da parte della Regione. Io credo che siano dei segnali importanti che vanno a significare l'importanza che dà il Veneto al territorio, un riappropriarsi della medicina territoriale, un riappropriarsi anche da parte dei medici di famiglia e dei medici del territorio del loro ruolo che gli compete in termini di cerniera fra il sistema sanitario ed il cittadino.